Benvenuti all'Almanacco. Oggi è giovedì 3 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.33 e tramonta alle 19.25. La luna si leva a mezzanotte e 5 e cala alle 13.38. Oggi la Chiesa celebra San Gregorio Magno. Il nome Gregorio ha origine greca e significa sveglio, attivo. Il 3 settembre è la giornata nazionale della bandiera australiana. Nata nel 1901 a seguito di un concorso pubblico con oltre 32.000 partecipanti, celebra il simbolo dell'unione del paese, caratterizzato dalle stelle della Croce del Sud e dal famoso sfondo blu. Tanti auguri a Natalia Estrada, che oggi spegne 54 candeline, attrice e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana. Raggiunge il successo con il film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni negli anni 90 e 2000. È diventata uno dei volti più amati della TV, guidando lo show cult come La sai l'ultima. Festeggia 55 anni il cantante e compositore italiano Mario Biondi. Con la sua inconfondibile voce calda e profonda dalle sfumature soul e jazz, ha conquistato le classifiche internazionali con brani iconici come This Is What You Are. Ed infine tanti auguri all'attore americano Garrett Hedlund, che compie oggi 42 anni. Rivelatosi al grande pubblico nel Colossal Troy, è affermato ad Hollywood come protagonista di film di grande successo, tra cui Tron, Legacy, Unbroken e Pan. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Cerraro vengono affiancati da un comando mafioso mentre sono a bordo della loro auto. È il 3 settembre del 1982, 44 anni fa, quando in via Carini una raffica di Kalashnikov uccide la coppia e l'agente di scorta Domenico Russo. Pensavate che la materia esistesse solo sotto forma di solido, liquido e gas? In realtà esiste un quarto stato chiamato plasma. Immaginate un gas scaldato a temperature così pazzesche che le sue particelle si rompono ed elettrizzano, diventando capaci di condurre la corrente elettrica. Anche se sulla Terra non lo incrociamo spesso, se non nei fulmini o nelle luci a neon, il plasma compone circa il 99% di tutto l'universo, comprese le stelle e il nostro Sole. Ariete. Ritrovi la carica e la concentrazione. Ottime notizie per quanto riguarda la gestione di una trattativa. La tua schiettezza verrà apprezzata e premiata. Toro. Pazienza è la parola d'ordine di oggi. Un collega o un familiare potrebbe mostrarsi indeciso. Evitate di mettergli fretta e mostrate la vostra proverbiale comprensione. Gemelli. Comunicazione al top. È la giornata perfetta per sostenere colloqui, fare presentazioni o chiarire un malinteso amoroso che si trascinava da tempo. Cancro. Senti il bisogno di gratificarti. Concediti una piccola coccola o un momento tutto per te. Un gesto di affetto inatteso illuminerà la tua seconda metà della giornata. Leone. Qualcuno potrebbe provare a contenderti il centro dell'attenzione. Rispondi con la classe e la generosità che ti contraddistinguono, senza cadere in banali rivalità. Vergine. La stanchezza accumulata nei primi giorni della settimana inizia a farsi sentire. Organizza le attività senza pretendere la perfezione assoluta da te stesso. Bilancia. Atmosfera molto distesa e piacevole. Trovando il giusto compromesso tra lavoro e vita privata, riuscirai a ritagliarti un momento di qualità con le persone care. Scorpione. Hai la capacità di andare a fondo nelle questioni complesse. Oggi puoi risolvere un dilemma che tormentava il tuo ambiente di lavoro da diversi giorni. Sagittario. Una bella sferzata di energia ti permette di recuperare il tempo perduto. Sii aperto alle novità. Una proposta informale potrebbe trasformarsi in un'opportunità. Capricorno. Sii pronto ad ascoltare anche i punti di vista differenti dal tuo. L'inflessibilità oggi potrebbe creare un muro inutile con chi collabora al tuo fianco. Acquario. Creatività e spirito d'iniziativa non ti mancano. È il momento di proporre quella soluzione fuori dagli schemi a cui pensi da tempo.
verrà accolta con entusiasmo. Pesci, empatia ai massimi livelli. Sarai un punto di riferimento e una spalla sicura per un amico in difficoltà. Ricordati però di tutelare anche i tuoi confini emotivi. La Stars and Stripes, la celebre bandiera americana, sventola per la prima volta in battaglia il 3 settembre 1777. All'epoca, 249 anni fa, contava solo di 13 stelle, tante quanto le colonie fondatrici dell'Unione e quante le strisce rimaste identiche ancora oggi. Per rimanere connessi ad uno degli eventi storici c'è una celebre frase di Mario Draghi pronunciata nel 2012 durante il suo incarico alla BCE. Whatever it takes, che in italiano traduciamo con costi quel che costi. Una formula diventata famosa nel linguaggio comune per indicare la ferma determinazione a raggiungere un obiettivo ad ogni costo. Serafin Louis crea mondi colorati ed incantati dipingendo fiori, piume con uno stile unico e visionario. Da povera domestica dipingeva di notte mossa da una profonda vocazione spirituale. Per creare i suoi colori intensi usava ricette bizzarre a base di succhi vegetali, cera per pavimenti e argilla. Scoperta da un collezionista d'arte, ottenne la fama prima che la malattia mentale la travolgesse, spegnendo lentamente la sua mente e la sua arte. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Chi non osa nulla non speri in nulla. Quindi osate, provate nuove esperienze e dedicatevi sempre ai vostri hobby preferiti. Io vi aspetto qui per il prossimo appuntamento con il nostro almanacco e tante curiosità. Una buona giornata dalla vostra Jaira.